via. La terra che amiamo ora rischia di sparire. Generatori al vento, fotovoltaici all'orizzonte. C'è chi vede progresso, noi vediamo la fine. Pericolo per noi, per la nostra gente. Sardegna che muore, non possiamo più restare in silenzio. Identità e cultura, il cuore nostro batte. Dobbiamo lottare per quel che resta di noi. Non è solo progresso, ma distruzione, eccoci Dio. Non una scelta ma obbligo, difendiamo la nostra terra. Pericolo per noi, per la nostra gente. Sardegna che muore, non possiamo più restare in silenzio. Pericolo per noi, per la nostra gente. Sardegna che muore, non possiamo più restare in silenzio. Non è solo progresso, ma distruzione, eccoci Dio. Non una scelta, ma obbligo, difendiamo la nostra terra. Pericolo per noi, per la nostra gente. Sardegna che muore, non possiamo più restare in silenzio. Identità e cultura, il cuore nostro batte. Dobbiamo lottare per quel che resta di noi, in noi. Non è solo progresso, ma distruzione, eccoci Dio. Non una scelta ma obbligo, difendiamo la nostra terra. Difendiamo la nostra terra. Pericolo per noi, per la nostra gente. Sardegna che muore, non possiamo più restare in silenzio. Non è solo progresso, ma distruzione, e eccoci Dio. Non una scelta, ma obbligo, difendiamo la nostra terra. Difendiamo la nostra terra. Difendiamo la nostra terra. Difendiamo la nostra terra. Pericolo per noi, per la nostra gente. Sardegna che muore, non possiamo più restare in silenzio. Stiamo parlando che in Sardegna ci sono rifiuti sotterrati sottoterra che molti non sanno. Stiamo parlando delle basi militari che, ok, molti dicono una difesa il territorio ce lo dovrebbe avere. Perfetto, ma la Sardegna ci dobbiamo ricordare che ha dato il 66% delle aree militari italiane, che è un numero altissimo, perché la Sardegna, per noi diciamo sfortunatamente perché siamo indipendentisti, è sotto l'Italia. E noi abbiamo dato troppa terra. Davvero, com'è possibile dire i sardi siete italiani? Per un semplice motivo, noi non abbiamo mai avuto a che fare con l'Italia. Noi abbiamo avuto a che fare con l'Italia da quando sono arrivati, vogliono anche nominare, ma li devono nominare i Savoia. I Savoia, tu lo sai cosa hanno fatto in Sardegna? Faccio la domanda a te. Hai visto gli alberi? Hai visto i boschi? Hanno disboscato l'80% della Sardegna per costruire le ferrovie italiane. Hanno violentato le nostre donne.
ammazzavano le persone come cani. E lo sai cosa hanno fatto in Sardegna? Gli hanno messo una statua a Cagliari. Oppure l'hanno chiamata Carlo Felice, una delle strade principali della Sardegna. E ripetiamo, noi ci dobbiamo solo ricordare una cosa. Non dobbiamo vergognarci di essere sardi perché siamo sardi. E qual è per me il senso sardo? Amare è questo. Amare la terra. Non amore per un altro sardo, l'amore per la propria terra, l'amore per la Sardegna. Perché la Sardegna per noi sardi è una mamma. Viene chiamata mamma Sardegna, perché è una mamma. Solo che noi questa mamma oggi non ce la meritiamo. Benvenuti a tutti in questo nuovo video. Voglio fare i complimenti a Surra per l'azione che sta facendo. Sono dei grandi. So che in un video passato ho preso ad esame magari un video della ragazza di Surra. Non era un attacco personale a lei, ci mancherebbe altro. Io li ammiro per quello che stanno facendo. Forse in Sardegna pochissime persone sono arrivate ad avere un pubblico così ampio. E spero che continuino ad andare avanti per la loro strada e raggiungano risultati. Vorrei ripetere una cosa a chi li critica. Chi li critica è solo perché si sta lamentando della propria incapacità di non aver raggiunto quei risultati che stanno raggiungendo loro. Noi da questa situazione che c'è in Sardegna ne usciremo tutti assieme. Ne usciremo insieme a Surra, ne usciremo assieme al Movimento di Liberazione Nazionale Sardo, anche se pochi lo conoscono. Ne usciremo con tutte le forze che ci sono in campo. Ognuno deve fare la sua parte. Quello che sorge sempre come questione, c'è un argomento che nessuno vuole affrontare. Basta pronunciare determinate domande e cala il silenzio. Basta inserire delle accuse, delle etichette, dei sospetti su un argomento, la responsabilità personale. Da troppo tempo ci siamo abituati a cercare qualcuno a cui attribuire le colpe. Attribuiamo le colpe a Roma, attribuiamo le colpe all'Unione Europea, attribuiamo le colpe ai partiti, attribuiamo le colpe alle multinazionali, ai potenti. Esistono decisioni prese da lontano in Sardegna che hanno pesato continuamente e continuano a pesare sulla nostra terra. Ma la domanda che ci dobbiamo veramente fare e dobbiamo avere il coraggio di porci è: noi cosa abbiamo fatto sino ad oggi per liberare la Sardegna? Perché non esiste una libertà senza responsabilità, non esiste indipendenza senza un popolo disposto a comportarsi da popolo libero. Troppo spesso sentiamo parlare di diritti ma non di doveri, sentiamo parlare di responsabilità, deleghe a quel gruppo piuttosto che a quell'altro. Però ognuno di noi, ogni giorno, nel proprio piccolo, ha delle scelte che deve fare. Troppo spesso pretendiamo rispetto per la Sardegna senza rispettare noi stessi, la nostra cultura, la nostra storia, il nostro territorio, il nostro posto di lavoro, i nostri colleghi, i nostri vicini, la nostra famiglia, la nostra parentela, il nostro paese. Io sto girando qua vicino nel Medio Campidano e vedo di nuovo che c'è qualcuno che sta buttando buste di spazzatura in giro. Quello non è rispettare la Sardegna. Tu che stai buttando buste di spazzatura in giro sei un parassita, sei peggio di un ascaro, sei un parassita. Non esiste indipendenza senza un popolo che sia responsabile di casa propria. Il nostro lavoro è quello di costruire ogni giorno, passo per passo, nel nostro piccolo, anche nel parlare ai nostri figli, anche nel mostrare, ad esempio, ai nostri figli che futuro vogliamo per la Sardegna. Troppo spesso denunciamo il declino della nostra nazione, ma poi deleghiamo ad altri il compito di salvarla. Adesso esiste Surra, sta facendo un grandissimo lavoro, ma non può essere solo Surra. Non può esserci il monopolio di una forza sola, come dicono molti, per esempio dei zonafranchisti, che vorrebbero creare un loro baronato intellettuale e dire ci pensiamo noi, o quegli altri, quell'altro movimento, quell'altro partito che dice ci pensiamo noi. Ognuno di noi, nel nostro piccolo, deve prendersi la propria responsabilità. La verità è dura da accettare. Nessun governo restituirà la dignità a un popolo che non la pretende con il proprio comportamento quotidiano. Nessuna legge renderà forte una nazione che ha smesso di credere in se stessa. Nessun leader, nessun movimento, nessun simbolo potrà costruire una Sardegna libera se i sardi non sono i primi a assumersi la loro responsabilità di fronte al proprio destino. L'indipendenza non nasce con una firma, nasce da una mentalità, nasce quando un popolo smette di vedersi come vittima e torna a vedersi come protagonista, come padrone in casa propria. Nasce quando ogni cittadino comprende che il cambiamento non è qualcosa che arriva dall'alto o che arriva da un'istituzione, ma qualcosa che si costruisce dal basso giorno dopo giorno.
nel modo in cui lavoriamo, nel modo in cui educhiamo i nostri figli, nel modo in cui trattiamo la nostra comunità, nel modo in cui difendiamo la nostra identità. Perché una nazione non muore quando perde una battaglia, una nazione muore quando perde la volontà di essere se stessa. Oggi il vero pericolo oggi non sono solo gli ascari, non è il centralismo dello Stato, non è la burocrazia, non è soltanto il potere distante, i poteri stranieri, le multinazionali. Il vero pericolo è l'abitudine alla dipendenza, l'abitudine ad aspettare, l'abitudine a lamentarsi, l'abitudine a credere che qualcun altro debba risolvere i nostri problemi. La Sardegna non ha bisogno di sudditi che chiedano concessioni come quelli che fanno della zona franca, che dicono promuoveremo l'insularità, forse proveremo in questo schieramento politico, forse gareggeremo per le elezioni a sostenere Cappellacci, a sostenere i vari partiti solitamente di centrodestra italiana. Il vero problema, la Sardegna ha bisogno di uomini e donne che si assumano la responsabilità, che siano coerenti, che siano coraggiosi e che siano pronti a pagare il prezzo delle proprie idee, perché la libertà non è un regalo, la libertà è una conquista e i nostri antenati sono morti per questa libertà. Ogni conquista richiede sacrificio, disciplina, carattere e responsabilità. Se vogliamo una Sardegna padrona a casa propria, padrona del proprio destino, dobbiamo prima diventare padroni di noi stessi. Non possiamo dipendere dalle denunce, dal fatto che un magistrato faccia una sentenza che a noi ci piace, dal fatto che andiamo a leccare il culo alle varie istituzioni, ai sindaci, agli assessori, a quello, quell'altro. Non funziona così, perché saremo sempre sotto il potere di chi ci domina. Dobbiamo rispettare noi stessi per primi la Sardegna e poi dobbiamo diventare autorità percepita. Perché oggi l'autorità percepita sono le istituzioni italiane. Finché noi non riusciremo a costruire una nostra istituzione che diventi autorità percepita, composta da tutti noi con un nuovo sistema, dobbiamo fare un lavoro culturale. E su questo, quelli che oggi sono più efficaci di tutti è Surra, almeno per quanto riguarda il mio modo di vedere. Poi, di quello che pensano quelli che gli stanno antipatici, quelli di Surra, a me non me ne frega niente. Anche io sto sul cazzo molta gente, che Gesù Cristo stava sul cazzo. L'hanno messo in croce, Gesù Cristo era il figlio di Dio, l'hanno messo in croce, Gesù Cristo, figuriamoci se possiamo stare simpatici tutti a chiunque. Se vogliamo una Sardegna libera, dobbiamo smettere di ragionare come popolo dipendente. È la sfida del nostro tempo e non è politica, è una sfida morale, culturale, spirituale. E inizia da una domanda semplice che ciascuno dovrebbe risolvere da se stesso. Cosa sto facendo oggi per meritare la Sardegna? Perché la Sardegna non ci è stata regalata, noi la Sardegna ce la dobbiamo meritare ogni giorno, perché ce l'hanno lasciata in prestito, in eredità ai nostri antenati, e noi ce l'abbiamo in prestito dai nostri figli. Perché il futuro della nostra terra non dipenderà soltanto da ciò che ci verrà imposto dall'esterno, dipenderà soprattutto da ciò che avremo il coraggio di costruire con le nostre mani. Quando il popolo intero riscoprirà il senso della responsabilità personale, nessuno potrà fermare più il cammino per l'indipendenza, perché se ognuno di noi inizia a percepirsi come padrone in casa propria e unica autorità non spodestabile in casa propria, per chi comanda è finita, per gli ascari è finita, se ne devono scappare. Stando anche al concetto espresso da questo ragazzo, che spero un giorno di conoscere, di stringergli la mano perché mi devo complimentare veramente con lui, che noi abbiamo una mamma e la mamma è Sardegna. La Sardegna non è una semplice terra, la Sardegna è un essere vivente, respira attraverso la sua lingua, pensa attraverso la sua storia, cammina attraverso il lavoro del suo popolo, che vive attraverso le generazioni che la susseguono nel tempo. Noi chi siamo? Noi siamo le sue cellule. Il popolo sardo sono le cellule di questa terra, ok? Di questa mamma, di questa nazione. E sono le cellule di questo corpo antico. Ogni famiglia è il tessuto di questo corpo, ogni paese, ogni abida è un organo, ogni generazione è un battito del suo cuore. Questo cuore sta rallentando perché c'è un'emorragia da fermare. E come ogni organismo vivente ha due possibilità: o rigenerarsi e continuare a vivere, quindi siamo noi che dobbiamo decidere se essere cellule sane che alimentano la sua vita, oppure diventare cellule tumorali malate che consumano il corpo che la ospita, come gli ascari. Gli ascari sono le cellule tumorali e il tumore va estirpato, se no il corpo muore. Se il cancro viene lasciato all'interno di un organo e quel cancro non viene tolto da quell'organo, ovviamente il cancro cresce e fa ammalare tutto il corpo. Noi non possiamo permettere che gli ascari influenzino la mentalità dei nostri figli a scuola contro i nostri valori, che ce li schierano contro di noi. Noi non possiamo permettere che gli ascari prendano i soldi dallo Stato per la nostra repressione,
per permettere a chi è fuori di controllarci meglio con questi piani di stato di polizia, telecamere ovunque, e poi ci devono anche spiegare come mai in certi paesi si sono beccati 122.000 euro per montare 8 telecamere. Queste telecamere devono essere fatte di oro, poi chi gliel'ha chiesto non si sa. È stato messo dall'alto, qualche uccellino con i guanti e il grembiulino gli ha detto metti le telecamere che dobbiamo controllarli bene perché abbiamo dei piani di distruggerla la Sardegna. Come ogni organismo vivente, la Sardegna cresce in base alle cellule buone che ha, le cellule cattive l'ammazzano, questo dobbiamo capirlo. Questa è la scelta del nostro tempo, noi dobbiamo scegliere da che parte stare, o cellule viventi, o linfa viventi, o cellule tumorali. Liberi voi di scegliere da che parte stare, però ognuno si prende le sue responsabilità personali. La Sardegna non sta morendo solo per una causa, sta soffrendo di 1000 ferite aperte. Soffre per la corruzione che la divora, per la mancata fiducia verso noi stessi, verso la nostra famiglia, verso il nostro gruppo di riferimento, il nostro clan, chiamatelo la nostra cerchia di amici. Soffre per un degrado morale che ha trasformato ogni valore, ogni virtù in una merce da scambiare. Soffre per un edonismo che insegna a vivere soltanto di piaceri e non di responsabilità, ma di piacere immediato, di vita dissoluta, di frivolezze, di non impegno per la propria comunità, di ripudio del proprio paese. C'è gente che odia il proprio paese, figuratevi a che livello di etnomasochismo e di allofilia siamo arrivati. La Sardegna soffre per l'individualismo che spezza i legami di appartenenza, soffre per l'educazione che stanno dando nelle scuole alla varia cultura dello spopolamento, all'insegnamento di lavori che qua non servono, che insegnano già che devi espatriare attraverso questi Erasmus organizzati, che non sono gli Erasmus, diciamo, ci sono delle esperienze fatte all'estero, che per carità ideologicamente potrebbero anche andare bene per far crescere la Sardegna, non vanno bene quando questi Erasmus sono impostati proprio per far sì che tu molli la tua terra d'origine, la tua famiglia, il tuo paese, il tuo clan di appartenenza, il tuo gruppo di appartenenza, per andare a arricchire terre straniere, popoli stranieri, interessi stranieri, che poi questi altri interessi stranieri, una volta che hanno svuotato il posto, andranno a conquistare un posto vuoto dove non c'è nessuno che resiste. Questa cosa la stanno facendo in Africa. I giovani che vedete venire anche clandestinamente sono un'arma, sono uno strumento che usano le multinazionali, gli propongono di abbandonare la loro patria, le loro terre, la loro famiglia, e in cambio hanno il posto pulito per fare quello che vogliono, e stanno distruggendo l'Africa, così come distruggono la Sardegna. Quindi anche i nostri giovani, che come Erasmus o come immigrazione estera sono usati come degli strumenti per il potere globalista, per destabilizzare la Sardegna e altri paesi. Perché una volta che l'individuo spezza i propri legami di appartenenza, non ha più valori, non ha più nulla a cui ambire, ha solo il fatto di diventare un nomade consumatore, perfetto schiavo delle multinazionali. La Sardegna soffre per una cultura che vuole consumatori prima ancora che uomini o donne. Adesso anche con la strumentalizzazione dei vari orientamenti sessuali stanno minando letteralmente quello che era la cultura sarda, delle simbologie spirituali che ha avuto da sempre, l'iconografia del maschile e del femminile, che sono due cose diverse legate alle proprie scelte personali, sono dei valori spirituali. Ci hanno insegnato a desiderare tutto tranne ciò che conta davvero, ci fanno apparire come bello qualcosa che è esterno a noi, qualcosa che è deleterio per noi. Ci hanno insegnato che la fama, in quest'epoca dei social, la fama è più importante dell'onore, la visibilità è più importante della dignità, il successo personale è meglio della responsabilità verso la propria comunità. Perché io mi ricordo dei professori quando ci sponsorizzavano il globalismo, che noi ci dovevamo sentire europei, italiani, che pensare alle comunità sarde, a mandare avanti la cultura sarda, la lingua sarda, era qualcosa di obsoleto, non serviva, anzi qualcosa da abbattere addirittura, qualcosa da superare, perché chi sarebbe stato legato a un contesto sardo non avrebbe mai fatto strada, è meglio sempre andare fuori. Questa è la morale che ti mettono davanti gli ascari. Per quello che dico, gli ascari sono il cancro, sono le cellule tumorali di questa terra, e noi dobbiamo curarla questa terra. La terra si cura, quel corpo di questo essere vivente si cura togliendo il cancro di mezzo. Abbiamo sostituito gli esempi di vita, le grandi personalità che ha avuto la Sardegna, i grandi esempi di valore con l'influencer. Non abbiamo più l'esempio magari di nostro nonno, nostro padre, i nostri antenati come esempio di virtù, esempio di responsabilità, esempio di vita, come si dovrebbe vivere
No, li abbiamo sostituiti con gli influencer, perché ci mostrano questa vita artificiale, è tutto accompagnato dai mass media che come parassiti attingono i soldi della Sardegna per fare alcune attività, ma sono in mano a circoli di agenzie che favoriscono sempre eventi musicali. Invece di spendere i soldi per gli artisti locali o le radio, invece che mandare canzoni e prodotti artistici di artisti locali che rafforzano la cultura sarda, no, rafforzano questa cultura dissoluta che viene dal continente. Una cultura priva di morale, priva di etica, una cultura del degrado. Abbiamo sostituito i nostri maestri di vita con le celebrità. Abbiamo sostituito i racconti degli anziani con i libri di storia scolastica scritti dai massoni o da varie personalità che devono difendere la ragion di Stato e quindi ci devono convincere che la nostra storia non è quella che ci raccontano i nostri nonni. No, ce la deve spiegare un continentale che viene da fuori a insegnare nelle nostre scuole cosa è giusto ricordare della nostra storia. Infatti la storia sarda non la insegnano mai a scuola. Come mai? Noi dobbiamo imparare la storia dei Fenici, dei Cartaginesi, dei Romani, degli Egizi, ma mai la storia della Sardegna. Perché gli ascari comunque hanno il progetto di cancellarci da questa terra e loro rimanere dei goim cagnolini dei loro padroni, che magari gli riempiranno la ciotolina e loro sono disposti anche a vendere i loro figli, perché sinceramente tutti questi bambini che scompaiono, chissà chi... Vabbè, lasciamo perdere, questo è un altro argomento. Ci torneremo poi a quanti bambini scompaiono in Sardegna e chi sono i circoli interessati a questi bambini. Abbiamo sostituito la saggezza con delle cose futili, delle cose che riguardano la spazzatura mediatica, la spazzatura culturale, anche certi tipi di arte che sono propriamente deleterei, che promuovono dei disvalori. E mentre tutto questo accade, la Sardegna si indebolisce. Perché un popolo senza modelli identificativi diventa un popolo senza direzione. Perché una gioventù che non riceve esempi di coraggio, di sacrificio, di disciplina e di lealtà finirà inevitabilmente per cercare questi riferimenti altrove. E altrove cosa trova? La spazzatura che gli mandano i social, la spazzatura che trova in televisione, questi programmi culturali, ma anche il vuoto cosmico di certi nuovi lavori che si promuovono come il futuro e invece servono giusto per rimpiazzare quelli che sono i lavori storici che servono alle comunità sarde. Noi manchiamo, stanno diminuendo gli artigiani, stanno diminuendo i pastori, stanno diminuendo gli allevatori, gli agricoltori, eccetera, eccetera. Tutto per cosa? Per promuovere i digital media manager, i lavori come schiavi turistici, oppure gli influencer, oppure fare i creatori di contenuti per OnlyFans, oppure fare tutte queste cose. Cioè, tra 50 anni noi ci mangeremo contenuti digitali. Non lavoreremo più la terra. Al posto della terra ci saranno tanti pannelli solari, centrali per l'intelligenza artificiale, e noi ci mangeremo la porcheria che viene dal resto del mondo. Questo è il progetto di bombardamento mentale, il loro progetto Monarch per noi, o fare i progetti per il lavaggio del cervello. Troppo spesso quei riferimenti arrivano da un mondo che glorifica il narcisismo e il consumo senza limiti, l'egoismo elevato come virtù. In un mondo che disprezza la famiglia, disprezza la tradizione, disprezza le radici, anzi, in nome di un globalismo, in nome della fluidità, di questa fluidità dove un individuo non ha più radici né con la propria famiglia, né con la propria cultura, né con la propria terra d'origine, ma semplicemente un consumatore delle multinazionali. Un mondo che vuole abbattere queste cose, che vede l'appartenenza etnica e nazionale come una minaccia, come un ostacolo. Vediamo questi video quando ci sono certi popoli come in Polonia o in Ungheria o come in Est Europa che festeggiano la loro identità nazionale. Ci sono i giornalisti che dicono c'è una manifestazione, una delle più grandi manifestazioni dell'estrema destra, il nazionalismo visto come sciovinismo. Tutte queste distorsioni per gettare merda sul proprio popolo, perché si fa passare l'amore per la propria patria, per la propria nazione come odio verso gli altri, quando invece è il globalismo che odia le differenze. Questo multiculturalismo odia le differenze, perché le vuole cancellare tutte. Quindi i globalisti, i multiculturalisti non sopportano qualcuno che ama il proprio popolo, ama la propria famiglia, ama la propria gente, ama i propri amici e accoglie anche altre persone provenienti da altri popoli che sono interessati a quegli stessi valori, che riescono a omologarsi a quei valori, perché se uno sceglie di venire a vivere in Sardegna, che tu sia italiano, che tu sia africano, che tu sia asiatico, se scegli di venire a vivere in Sardegna è perché tu devi condividere i valori dei sardi, perché tu scegli di vivere come noi, scegli di pensare come noi, scegli di sentirti parte delle nostre comunità. Non esistono altri modi di integrare un popolo, il multiculturalismo non esiste.
Esiste solo la cultura di riferimento del popolo indigeno. Se io vado in mezzo ai nativi americani e voglio vivere lì è perché mi voglio omologare a loro, voglio sentirmi parte integrante, e non lo posso fare se in quel contesto non ci sono loro. La stessa cosa è per chi viene qua. Uno che ama la cultura sarda, che vuole integrarsi e immergersi completamente nella cultura sarda, deve abbracciare i valori della patria sarda. Noi sappiamo che nessun uomo nasce da solo. Sappiamo che prima della politica, prima di ogni discorso filosofico, viene la famiglia, la propria famiglia d'appartenenza, poi viene la propria parentela, poi viene la propria comunità, e questi elementi formano il popolo. Il popolo, questa grande minaccia dei globalisti multiculturalisti che pensano che il popolo sia un qualcosa di astratto, che sia slegato dalla propria storia, dalla propria terra, dalle proprie radici, dai propri usi e costumi, dalla propria discendenza di sangue. Perché il popolo, la famiglia, la comunità hanno delle discendenze di sangue secolarizzate. Senza questi legami non esiste nulla, non parleremo neanche di popolo sardo senza questi legami. Rimarrebbe solo senza questi legami. Lo vediamo com'è nelle principali città europee, dove c'è una diseguaglianza sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista delle popolazioni autoctone di vari luoghi. C'è una disomogeneità, una eterogeneità, cioè una differenza molto estrema tra vari gruppi umani che vivono isolati, non si riconoscono tra loro, sono facilmente manipolabili, facilmente sostituibili e facilmente governabili. Lo vediamo come sono messi gli americani, che sono tutti misti. E che fine hanno fatto i nativi indigeni? Sono chiusi nelle riserve, sono sopraffatti dagli allogeni e si stanno estinguendo. La stessa cosa vogliono portare noi a fare quella fine. Una folla di individui isolati, facilmente manipolabili, dimentica molto facilmente chi è, perché non ha punti di riferimento. Ecco perché la vera battaglia non è economica, non è istituzionale, non è politica. La vera battaglia è spirituale e morale. È la battaglia di chi vuole essere la cellula viva di un popolo, di una nazione, di una patria, di una terra. Invece, chi accetta di essere una cellula tumorale, accetta di diventare una forza che consuma il corpo della propria patria, della propria nazione, di questo essere vivente dall'interno, come un parassita. Ogni gesto che noi facciamo ogni giorno conta, ogni scelta che noi facciamo ogni giorno conta, ogni esempio che diamo conta. Quando lavoriamo con onestà verso la nostra terra, verso il nostro popolo, verso la nostra storia, verso la nostra cultura, noi siamo una cellula vivente. Quando difendiamo la nostra comunità, il nostro territorio, la nostra identità, noi siamo una cellula vivente. Quando trasmettiamo questi valori ai nostri figli, noi siamo una cellula vivente. Quando rispettiamo ciò che i nostri antenati ci hanno lasciato e le promesse che le abbiamo fatto, noi siamo una cellula vivente di questo corpo. Quando serviamo invece solo noi stessi, quando alimentiamo la corruzione, il cinismo, l'indifferenza e il disprezzo per la nostra comunità, il disprezzo per il bene comune, contribuiamo al declino e alla morte di questo corpo. La Sardegna non ci chiede di essere dei superuomini, non ci chiede di essere perfetti, ci chiede solo fedeltà, ci chiede carattere, ci chiede schiena dritta, ci chiede responsabilità, ci chiede di ricordare che noi non siamo degli spettatori inutili della nostra storia, che la storia non è finita. Ci chiede di ricordare che noi siamo i protagonisti della nostra storia e che noi siamo le cellule viventi di questa storia, e da ciò che sceglieremo di essere dipenderà la vita o la morte, la forza o la debolezza di questa terra. La domanda che resta davanti a ciascuno di noi è semplice: vogliamo essere la linfa che alimenta la vita della Sardegna, o vogliamo essere le cellule tumorali che rafforzano e accelerano questo declino? Perché il destino della Sardegna non sarà deciso da governi lontani, o da poteri lontani, o da multinazionali, o da BlackRock, o da Davos. Sarà deciso da noi. Sarà deciso da noi che siamo le cellule di questo corpo. Siamo sempre noi. E lo decidiamo ogni giorno, da piccole scelte compiute da queste cellule che compongono la Sardegna. Noi siamo la Sardegna, noi siamo la Sardegna. Solo noi possiamo decidere il destino della Sardegna. Non esiste nessuna scelta che piove dall'esterno. Siamo noi che decidiamo di seguire la Sardegna o seguire i nemici della Sardegna. Siamo noi se decide se essere sardi o ascari. Il mio video finisce qui. Ringrazio ancora Surra per il lavoro che sta facendo.
Io vi invito non a seguire le idee di qualcuno, io vi invito a seguire quelli che ottengono risultati, e Surra sta ottenendo risultati. Quindi anche dei discorsi che faccio io sono un coglione, lasciate perdere, sono un coglione, io sono da solo, conto quello che conto, però vi invito a supportare le azioni di Surra, vi invito veramente, perché quelli che oggi stanno realmente incidendo sulla realtà, io per il poco che posso fare incido come singolo, e ognuno di noi deve incidere come singolo, però se abbiamo qualcuno che ottiene dei risultati, al posto di essere invidiosi, gelosi, dire ma come hanno fatto, ma c'è qualcuno dietro, ma io ci sono da prima e non ci sono riuscito, ma come mai questi ragazzini fanno quelle cose, bisogna riconoscere quando qualcuno ottiene dei risultati e dirgli bravo, bravo cazzo, finalmente. Poi il resto, le chiacchiere, se le porta via il vento. Ragazzi, un saluto, alla prossima. La Sardegna continua ad andare a fuoco, dalla Gallura a Villa Simius, Quartu, Serramanna e chissà ancora quanti ne state regalando di soldi, Regione Sardegna, ai Canadair, agli elisoccorso. Siete dei fottuti incapaci. Dov'è la prevenzione? Siete responsabili degli animali che muoiono carbonizzati, degli ettari che finiscono inghiottiti tra le fiamme, zone che diventano inutilizzabili. Usate i fondi pubblici di tutti i cittadini sardi per finanziare Canadair e mezzi di soccorso fallimentari. Eh sì, sono fallimentari perché dal momento in cui i mezzi partono da Ciampino per spegnere incendi, ora che arrivano abbiamo decine e decine di ettari già carbonizzati. E i sistemi di telerilevamento? No, per carità, quelli mica funzionano. Non funzionano per chi ha interesse nel vedere la Sardegna che brucia. Ritenetevi responsabili. Quello che state permettendo si chiama disastro ambientale. L'unica cosa, Regione Sardegna, voi pagherete lo smantellamento illegale che avete disposto contro una tecnologia che poteva salvare i boschi della Sardegna, i pascoli. Lo pagherete caro. Voi state lasciando una Sardegna alle prossime generazioni che sarà praticamente un deserto. State permettendo che vengano bruciati alberi secolari, flora protetta. State contribuendo alla distruzione di territori ricchi di biodiversità per la vostra cazzo di inefficienza, per la vostra inadempienza, e pagherete, come pagheranno tutti gli organi che dovrebbero tutelare la Sardegna, non pensare al proprio culo, non pensare a fare gli spuntini, ad avere lo stipendio assicurato bruciando casa propria e casa degli altri. I forestali che tra uno straordinario e l'altro si gonfiano il conto. Mi disgustate, siete quanto di più corrotto, di più malvagio. Sappiate che avete i riflettori puntati. Ogni singolo fottuto incendio, la gente lo sa che è colpa vostra. Siete voi i responsabili del disastro ambientale a cui non state ponendo rimedio.